La festa dei lavoratori qui a Vicenza è stata introdotta con una veglia che abbiamo voluto qui presso l'ospedale San Bortolo per sottolineare come il lavoro è cura. Il prendersi cura qui risalta in modo tutto speciale perché medici, infermieri, operatori sociosanitari qui ogni giorno si prendono cura delle persone che hanno una malattia, delle fragilità e si dispongono ad andare loro incontro per offrire una risposta. E tuttavia il lavoro è anche una realtà fragile perché non sempre ci sono orari rispettosi delle persone, turni difficili, esistono anche situazioni di violenza che i sanitari ricevono e per questo festeggiare i lavoratori significa anche mettere in luce in questo nostro contesto sociale la necessità di offrire condizioni di lavoro umane e sufficientemente capaci di essere retributive per le necessità delle persone. Il lavoro non è mai motivo di distruzione, è sempre motivo di prendersi cura, di operare a favore del prossimo e di servire la vita. Qui si tocca con mano e dobbiamo essere anche molto grati a tante persone.